come state? Tutto bene? Benvenuti su questo nuovo video. Non so se ci avete fatto caso, ma nell'ultima settimana abbiamo avuto un incremento di pubblico importante sul canale. Chiaramente gran parte di tutto ciò è grazie ai miei due cari fratelli Martini che mi hanno spammato tantissimo sul loro video, quindi li ringrazio. E qual miglior modo di ringraziarli se non prendere una loro traccia, replicarla e raccontarla nel nostro modo. Quindi oggi siamo sul lago di Garda, circunnavigheremo il lago di Garda, lo faremo sempre su strada e sorpresa. Quindi oggi ci aspettano 144 km con teoricamente un millino di dislivello. Teoricamente, perché non abbiamo capito perché Komoot dia una cosa e il computerino un'altra. Scopriremo solo vivendo. Chiaramente, essendo un giro su strada, principalmente sarà da stare molto attenti perché siamo a metà d'agosto ed è stracolmo di macchine, quindi appena abbiamo la possibilità di prendere una ciclabile ci fiondiamo direttamente lì. Mancano 46 km a Riva del Garda. Se siamo bravi, mezzogiorno e un quarto potremmo anche arrivare. Oh, che bel freschetto che fa qua sotto, raga! Siamo appena arrivati a Maderno, c'è un quantitativo proprio di soldi che girano qua che è una roba allucinante, allucinante. Siamo già alla prima pausa, sono le 10:30. La seconda? La prima l'abbiamo fatta prima di partire. Davvero? Allora l'obiettivo sarebbe quello di arrivare a Riva del Garda per pranzare. Vediamo se ce la facciamo oppure no. Questo è un raro caso in cui la strada è presa molto peggio della pista ciclabile, che è una meraviglia. Raga, che posticino, guarda che robetta, mamma mia. Mancano meno di 100 km. Comunque raga, noi stiamo seguendo la vostra traccia, ma gli stiamo apportando qualche modifica perché non ce la facciamo proprio stare in strada. È più forte di noi. Comunque siamo finiti su questa strada qui, parallela praticamente a quella principale, che è tutto asfalto. Però, cioè, guarda che posto, guarda che strada. Adesso non so se sia aperta fino alla fine, spero di sì, perché se continua così fino a un bel tratto e poi si collega alla strada, perfetto. Abbiamo finito le gallerie là dietro, forse. Che peste che c'era là dentro. Adesso mi butterai. Guarda, mi butterei anche io volentieri, se non fosse che siamo un po' altini.
Garda ci siamo arrivati e visto che è mezzogiorno e mezzo e siamo già oltre i 60 km, meglio se un ristoro lo troviamo direttamente qua. Bene, siamo ufficialmente atterrati a Limone, quindi adesso cerchiamo da mangiare, assolutamente, perché stiamo morendo di fame. È arrivato il momento più bello della giornata. Una bella pizza con i funghi. Una margherita, una pizza con i funghi. Vista. Quito. Basta. Pista ciclabile, speriamo sia aperta. Mamma mia che spettacolo, raga! Fatto 74 km, ce ne mancano 64 da fare, siamo a Riva del Garda ed è veramente poca aria qua a Riva del Garda. Mi pare di essere sul lago di Santa Croce. Allora, riva molto bella, adesso vediamo di darci una mossa, arrivare in 3 orette a destinazione. È arrivato il momento di scocciare i piedini. Per rubarci le bici è il momento ideale. Se la rinnova. Sono là. Abbiamo trovato qualcosa di cui sfamarci. Mamma mia che treni, alta velocità. Mancano 33 km ad arrivare alla macchina e non so di preciso dove siamo. Dove che siamo? Lago di Garda. Vaffanculo. Bene, siamo sul lago di Garda, l'unica cosa certa è quella. Vorrei ribadire la bellezza di questo argine del lago dove ti puoi mettere giù, prendere il sole. Ce ne sono di molto più ampi rispetto a questo. Bello bello. L'unica cosa che so è che è bellissimo qua attorno, cioè veramente c'è una pace e una serenità qua sulle calli che spettacolo. O si può unire a Bene, bene, bene. Ci mancano 20 km scarsi.
Garda l'abbiamo vista e adesso riprendiamo la strada. Mancano 9 km. Oh, abbiamo una fame allucinante. Cioè la fame adesso la senti tutta quanta. In lontananza si vede anche Gardaland. Oh là, finalmente arrivati a Peschiera. Forse qualcuno che è da più tempo su questo canale si ricorda che io da qui sono partito prendendo una bici da Desenzano, arrivato qui, dormito e partito la mattina dopo con una bici appena comprata, staratissima, messa proprio male, ma male. 160 km e sono arrivato fino a casa, cioè fino a Treviso. Che avventura. Cioè adesso io che passo da queste parti qua mi ricordo quella cosa lì e divento strafelice veramente, perché mi ricordo alla fine gli inizi di tutto. Meritatissima, sempre sotto controllo. Bene raga, noi siamo in procinto di arrivare alla macchina, spero vi sia piaciuto questo video. Siamo un pochettino stanchini, però è stato veramente molto figo. C'è un simil tramonto con un simil Leo. Ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, mi raccomando. Posto, con la macchina al sole, mannaggia. Ciao. Siamo al limone.